Sabato sera siamo con Marco Cavallucci, celebre chef dello Sterling Mission della Frasca, ormai collaudatissimo a Casa Spadoni. Casa Spadoni è presente sia come chef ma anche proprio un chiosco, pioggia permettendo, fine settimana 2019. Il tempo non si aiuta molto. Bene, allora Marco Cavallucci cosa ha presentato, visto che molti ci seguono in differita? Presenteremo un risotto con le coste di marina, coste quindi di frontali. Abbiamo anche parlato con un laboratorio, con un esperto di seafood proprio oggi che si parlava Di marina, quindi veniamo sul territorio poi unendo delle pesche nettarine, dell'origano fresco e una salsa all'aglio nero fermentato. Aglio nero particolare, visto che abbiamo anche un presidio sul food Esatto, di Vogliera, sì, è quello lì, no, ci sono quello, usiamo quello lì, quello di Vogliera, fermentato, quindi che gli dà questa nota di fumo, un po' di liquorina che diciamo bene, e con le nettarine, che diciamo che la nettarina poi è quello che ci rappresenta qui in Romagna, il piatto. Che visto anche il tempo com'è un bel risotto, quest'anno non fa male. 2019 effettivamente è andata così, anch'io devo dire tento di alleggerire l'abbigliamento, ma non è che si possa più di tanto, ma è sempre uscire con la giacca dentro come quando si va in nave, in barca. Bisogna essere pronti, bisogna essere preparati. Bene, quindi Marco Cavallucci a Caderpino, A Caderpino, a Casa Spadoni, viaggiamo fra Faenza, Ravenna, siamo un po' in movimento. perché per il momento non ci sono altri locali. No, ma a breve qualche novità ci sarà. Ci sono delle novità qui da Almeni, Rimini.